Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura si sfiora la tragedia in una scuola di Vittoria, nel Ragusano, dove una bimba di 8 anni ha riportato ustioni di secondo grado sul 15% del corpo, dopo essere stata colpita dal getto di acqua bollente fuoriuscita dalla valvola di un termosifone. Per i medici non sarebbe in pericolo di vita, ma attualmente ricoverata in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania. Urla, pugni e imprecazioni fino all'aggressione al personale. Grave episodio di violenza al centro per l'impiego di Santa Teresa di Rivo in provincia di Messina. Un giovane ex percettore del reddito di cittadinanza sarebbe entrato nell'ufficio sfogando la sua rabbia contro una dipendente. Avrebbe colpito così un pannello divisorio in plexiglass scaraventandolo contro la donna e ferendola violentemente al volto. Tentata rapina in un distributore di carburante di Catania, il malvivente avrebbe anche puntato un cacciavite al collo di un dipendente, che ha reagito ingaggiando una furiosa colluttazione. Nel frattempo un altro impiegato, notando la scena, ha telefonato al 112 e i carabinieri sono arrivati mentre era ancora in corso lo scontro fisico tra i due. Il 38enne, nonostante la fuga, è stato arrestato. Bloccato allo svincolo di Buonfornello nel Palermitano un corriere della droga che nascondeva nel serbatoio dell'auto ben 11 kg di cocaina. Il 27enne calabrese è finito ai domiciliari. L'operazione testimonia che l'asse di rifornimento tra la Calabria e la Sicilia è sempre molto attivo. La droga, tra l'altro, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 1 milione di euro. In conclusione, la crisi idrica è sempre più nera in Sicilia. La regione infatti è letteralmente flagellata dalla siccità. Gennaio è il quinto mese consecutivo che fa registrare precipitazioni inferiori alla norma del periodo, con un deficit di circa 200 ml d'acqua. L'assessore regionale all'agricoltura San Martino lancia l'allarme e invoca lo stato di calamità naturale. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!